Buongiorno amici, oggi ci troviamo a Sella Chanzutan, nel comune di Verzegnisti, in provincia di Udine, quindi nel cuore della Carnia, quindi in Friuli Venezia Giulia. Oggi faremo un percorso di circa 1000 metri di dislivello e arriveremo sul monte Verzegnis, quota poco sopra i 1900 metri. Oggi pure il percorso è abbastanza interessante, un po' più impegnativo di quelli precedenti, quindi seguitemi che arriveremo in cima e se le condizioni permettono farò anche una breve ripresa col drone. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And Allora amici, eccoci qui arrivati in cima, monte Verzegnis, alto circa 1915 metri. Allora, qui ci troviamo in Carnia, quindi sulle Alpi Carniche. Qui attorno vabbè, ci sono un po' di nubi, comunque lì abbiamo la città di Tolmezzo, in fondo sopra c'è il monte Mariana che si vede appena, poco alla destra abbiamo il monte Festa San Simeone. Poi lì giù invece abbiamo il monte Quar, vi lascio il video in descrizione, ci sono stato qualche settimana fa, e in fondo ovviamente abbiamo tutta la pianura friulana, mentre lì invece abbiamo tutte le principali cime delle Alpi Carniche che sono appena visibili perché ci sono un po' di nuvole. Adesso farò una piccola ripresa col drone
pertanto restate sintonizzati e ci vediamo dopo. Ciao! Allora amici, eccoci qua, l'escursione è finita, sono stati circa 1000 metri di dislivello. Nella discesa ho fatto una variante rispetto al percorso dell'andata, che l'ho trovata più semplice, meno impegnativa. Quindi il Monte Verzegnis, che avete appena visto, è esattamente alle mie spalle. La giornata è stata bella, c'è un po' qualche nuvola, ma spero che il video vi sia piaciuto. Mettete un like e iscrivetevi al canale, che presto pubblicherò altri video su altre escursioni e droni anche in altri posti in Italia. Vi aspetto, ciao!